Senza mondo, un mondo in testa. Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con Auto da Fè, il primo della settimana, una settimana che inizia con un giorno che non c'è mai stato nella storia dell'umanità. Lunedì 8 giugno 2026 non è mai accaduto. Questo dovrebbe essere già sufficiente per mobilitare le migliori energie al fine del progresso civile, morale e materiale, non solo degli italiani, ma di tutti i popoli del mondo. Un 8 giugno del 2026 non c'è mai stato, è un giorno eccezionale. E intanto diamo un'occhiata alle notizie del giorno, poi vorrei proporvi alcuni pezzi sparsi che possano essere di vostro gradimento / interesse. Comunque, diamo un'occhiata alla prima pagina dell'agenzia ANSA Stefani, come sempre. In primo piano c'è una notizia di carattere economico-finanziario / bancario. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio su Monte Paschi Siena e la banca senese vola in borsa con il nuovo gruppo ai soci 61 miliardi al 2029. Unipol, abbiamo una banca, ve lo ricorderete, rileverà da Intesa, Fassino e compagnia cantante, D'Alema eccetera, rileverà da Intesa 635 filiali da fondere con BPER, Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio, OPAS, volontaria e totalitaria su tutte le azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena, risanata dallo Stato, da noi, dal contribuente. Lo rende noto Intesa San Paolo. L'offerta di Intesa San Paolo su Monte Paschi avrà oggetto a un massimo di 3 miliardi e bla 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 di azioni dell'emittente. L'avvio dell'offerta è subordinato al rilascio delle autorizzazioni. L'offerta rappresenta un'operazione di mercato rivolta a tutti gli azionisti dell'emittente, tale da garantire loro la possibilità di essere gli artefici con l'adesione all'offerta stessa di un'aggregazione bla 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 bla. Si legge in una nota: vola in avvio di seduta Monte dei Paschi di Siena, al centro di una sfida per la conquista della banca da parte di Banco BPM e appunto di Intesa San Paolo, incordata con BPER, Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Ci sarà modo, per chi ne capisce, di precisare, affrontare, delucidare, eccetera, eccetera, su questa importantissima operazione che riguarda le principali banche italiane. Secondo titolo dell'agenzia ANSA Stefani, per Trump, che si rivolge a Netanyahu: non rispondere ai missili iraniani, ma Israele attacca Teheran. Israele attacca il sud di Beirut, l'Iran risponde con i missili. Ira di Trump. Negli Stati Uniti 6 persone accoltellate alla Penn Station di New York, arrestato l'aggressore, scrive l'agenzia ANSA. Vediamo un po' meglio: 6 persone accoltellate alla Penn Station di New York. Sono state trasportate tutte in ospedale, l'aggressore è stato arrestato. Uno dei feriti è in condizioni gravi. La stazione è un importante snodo del trasporto di New York. Una fonte della polizia newyorkese coinvolta nelle indagini ha riferito a CBD News che l'accoltellamento è stato un atto di violenza casuale. Le forze dell'ordine hanno invitato i cittadini a evitare la zona, prevedendo rallentamenti del traffico, chiusure stradali, disagi al trasporto pubblico. L'aggressione a pochi metri dal Madison Square Garden, dove Donald Trump assisterà alla finale dell'NBA tra i Knicks e i San Antonio Spurs. La presenza del presidente al match ha già comportato un rafforzamento delle misure di sicurezza attorno all'arena e negli isolati circostanti, e per tutta la giornata è prevista, scrive ancora l'agenzia ANSA Stefani, una massiccia presenza di agenti del Secret Service, del Dipartimento di Polizia di New York e di altre agenzie. Le autorità non hanno chiarito se l'episodio di violenza influirà sui piani di sicurezza per la partita. Resta il fatto che l'aggressione è avvenuta in un'area attraversata ogni anno da milioni di pendolari, turisti appassionati di sport. Si prevede che la Penn Station sarà affollata in vista della finale di basket. A confermare il bilancio dei feriti il sindaco di New York, Zohran Mamdani. Il mio pensiero, ha detto in un post, ha scritto in un post su X, va a tutti i feriti, ai loro cari, a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questa inaccettabile violenza. È uno degli aggettivi più battuti dai politicanti: inaccettabile. Secondo il sindaco, gli agenti della polizia di Amtrak, la compagnia ferroviaria nazionale, sono intervenuti sul posto per fermare l'attacco e arrestare l'aggressore, così scrive l'agenzia ANSA. Dopodiché abbiamo ancora le urne aperte dalle 7 fino alle 15 per le comunali, ballottaggi in 6 capoluoghi e 35 città, con affluenza in assai netto calo.
E dopo il tennis, Roland Garros, Cobolli sfiora l'impresa, ma Zverev trionfa al quinto set al Roland Garros. Con questo lasciamo l'agenzia ANSA e andiamo a dare un'occhiata ad alcune delle notizie che avevo in animo di proporvi per stamani, notizie barra articoli, argomenti sui quali poi potete esercitarvi liberamente, magari se ci avanza tempo, facendo quattro chiacchiere in compagnia prima delle ore 11. Vi ricordo che potete scrivere intanto messaggi che volete, anche audio, al 340 6709 659, e se apriamo le linee poi vediamo 02 92 94 7222. Questo torna sempre utile per intervenire in diretta. Vi propongo da memory.org, vale a dire Middle East Media Research Institute, fate prima a trovarlo con memory.org, un articolo, interessante, di Alberto Fernandez, vicepresidente dello stesso Membri, sulla questione dei festeggiamenti a Parigi dopo la vittoria del Paris Saint-Germain nella Coppa di calcio, la Coppa europea. Una conquista in tutto, tranne che nel nome, è il titolo del pezzo. I simboli, scrive Fernandez, i simboli possono essere fonte di distrazione e perfino ingannevoli, ma possono anche illuminare tendenze più ampie e rivelare i segni dei tempi. Sembra che ciò sia accaduto più recentemente in Occidente, in particolare in Francia nell'ultima settimana. I festeggiamenti e le rivolte in Francia per la vittoria del Paris Saint-Germain, il PSG, nella Champions League europea hanno causato 2 morti, 178 agenti di polizia feriti e 890 arresti, il 45% in più rispetto all'ultima rivolta calcistica del 2025. I media francesi hanno riferito che la polizia era stata incoraggiata a non arrestare molte persone perché, come è accaduto in rivolte simili in passato, la maggior parte degli arrestati sarebbe stata poi rilasciata. Ci sono stati anche notevoli atti di vandalismo, incendi dolosi, saccheggi da parte della folla, composta principalmente da immigrati, con i negozi di scarpe sportive di lusso particolarmente colpiti. Alcuni rivoltosi hanno usato fuochi d'artificio per fabbricare bazooka artigianali come arma contro la polizia. Nonostante si supponesse che stessero celebrando la vittoria di una squadra francese, in realtà di proprietà del Qatar, i festeggiamenti hanno preferito sventolare le bandiere, i festeggianti anzi, hanno preferito sventolare le bandiere di Algeria, Palestina, Marocco e Pakistan, ma non il tricolore francese. Tra le numerose immagini dei festeggiamenti, 2 spiccano. In una di queste immagini, Anis Benkaima, il figlio illegittimo del cantante algerino Cheb Khaled, residente in Lussemburgo, poveraccio, è ritratto mentre posa per la fotocamera, arrampicandosi su un monumento a Santa Giovanna d'Arco, e ha scritto sui social media: «Parigi è nostra, piangi, figlio di puttana». Una seconda immagine separata era un video di uno dei festeggianti che derideva Marine Le Pen del partito di destra Rassemblement National e diceva: «Qui abbiamo algerini, tunisini, marocchini, senegalesi. Ci abbiamo messo meno tempo a prendere Parigi di quanto ne abbiano messo le truppe tedesche nel 1940, i nazisti. Ci sono volute solo 3 ore». Altri 2 esempi di simboli si trovano altrove. A Londra il British Museum ha annullato una conferenza sull'antico Israele, parte di una serie che celebrava il mese della cultura ebraica, perché sembrava che la maggior parte di coloro che si erano registrati per la conferenza gratuita fossero in realtà manifestanti intenzionati a interrompere l'evento. A New York, la città con la più grande popolazione ebraica al mondo, il sindaco musulmano si è rifiutato di partecipare alla parata annuale del Giorno di Israele. Il sindaco Zoran Mamdani aveva promesso, quello che abbiamo citato prima, nell'ANSA, nell'agenzia ANSA, notizia di stamani dell'accoltellamento a New York, il sindaco Mamdani aveva promesso di non partecipare all'evento durante la sua campagna elettorale dello scorso anno. È probabile che molti di coloro che festeggiavano la vittoria del PSG fossero semplici tifosi, scrive ancora Alberto Fernandez in questo commento su memory.org. Certamente molti di coloro che festeggiavano erano tifosi, molti semplicemente euforici, non tutti erano musulmani e tantomeno praticanti,
Tuttavia, anche tra coloro che si esprimevano apertamente non c'erano dubbi sulle loro intenzioni, che erano terzomondiste, anti-regime francese, antisemite e di sinistra. Che l'immigrazione e le più ampie tendenze politiche stiano cambiando le società occidentali in modi che non comprendiamo appieno sembra ovvio, eppure alcuni pensatori lo avevano previsto molto tempo fa. Esattamente un secolo fa, l'intellettuale francese di destra, nonché monarchico e antisemita Charles Maurras, scrisse dell'inaugurazione ufficiale della Grande Moschea di Parigi. Maurras credeva nel rispetto dell'Islam nelle terre straniere, che allora facevano parte dell'impero francese. Ma scrisse: se c'è una rinascita dell'Islam, e non credo ci possano essere dubbi al riguardo, un trofeo di questa fede coranica su questa collina di Saint-Geneviève, dove hanno insegnato tutti i più grandi dottori del cristianesimo anti-islamico, rappresenta più di un'offesa al nostro passato, è una minaccia al nostro futuro. E avvertì Charles Maurras che sarà saggio non lasciarli propagare troppo lontano da qui con altoparlanti troppo potenti. Il conquistatore che è troppo attento alla fede dei conquistati è un conquistatore che non dura a lungo, scriveva Charles Maurras. Poco più di 50 anni fa, aggiunge Alberto Fernandez in questo commento su Membri.org, un altro esponente della destra francese, lo scrittore Jean Raspail, predisse nel suo famigerato romanzo distopico del 1973, Il campo dei santi, che tra l'altro potete trovare anche in italiano, c'è qualche edizione credo ancora disponibile, Jean Raspail, Il campo dei santi, è il titolo del romanzo che uscì nel 73, dove si prevedeva che l'Europa sarebbe potuta diventare troppo debole, troppo divisa al suo interno e soggiogata dall'interno stesso per resistere a un'invasione demografica. Ma non sono stati solo gli esponenti della destra a sollevare tali preoccupazioni, ricorda Fernandez. La giornalista italiana Oriana Fallaci, morta nel 2006, proveniva dalla sinistra politica. Era stata un'adolescente membro della resistenza antifascista durante la Seconda Guerra Mondiale. Era atea. Fu ostracizzata dalla buona società dopo gli attentati dell'11 settembre, un quarto di secolo fa, quando scrisse 3 feroci pezzi contro l'immigrazione musulmana in Occidente. Nel 2001 Fallaci scrisse: credetemi, ne arriveranno sempre di più, chiederanno sempre di più. Maurras, Raspail e Fallaci, conclude Alberto Fernandez, Memory.org, videro tutti la possibilità di una minaccia e il presagio di un cambiamento indesiderato in arrivo, un secolo, 50 e 25 anni fa. Ma i 3 non videro esattamente la stessa cosa. Fallaci e Maurras si concentrarono soprattutto sull'Islam, mentre fu lo scrittore Raspail che, nonostante fosse stato accusato di razzismo per il suo romanzo, si soffermò tanto o più sul nemico interno, sullo svuotamento delle società occidentali stesse, sulla mancanza di volontà interna in Occidente e sull'invasione demografica. E sebbene le rivolte del Paris Saint-Germain dell'altra settimana possano aver coinvolto alcuni o molti musulmani, magari non riguardavano l'Islam, ma piuttosto erano contro il sistema, più etnico, rivoluzionario e nichilista che religioso, questo movimento. Il nuovo patto dell'Unione Europea su migrazione e asilo entra in vigore il 16 giugno prossimo, tra qualche giorno, dovrebbe inasprire le norme attuali. Gruppi di pressione di sinistra lo hanno condannato definendolo crudele o inumano. I partiti di destra lo hanno criticato perché invece troppo debole e hanno chiesto metodi molto più drastici. Il patto europeo sulla migrazione in realtà non fa nulla per frenare né il gran numero di migranti illegali né coloro che soggiornano illegalmente e poi cercano di rimanere. Molti degli Stati membri dell'Unione Europea non sono ancora tecnicamente pronti ad attuare questo accordo e oggi, conclude Alberto Fernandez, sembra troppo tardi, anche se i sondaggi mostrano che la maggioranza dei francesi ritiene che ci sia troppa immigrazione. Ma questa schiacciante maggioranza non si è ancora tradotta in politiche radicali.
La Francia, in ogni caso, è vincolata dalle regole collettive dell'Unione Europea. Se la Spagna a guida socialista legalizzerà un gran numero di africani nel prossimo anno, è molto probabile che molti di costoro si trasferiranno proprio in Francia, conclude Alberto Fernandez. Il pezzo lo trovate su memory.org. Invece dalla testata Inside Over, a proposito sempre di politica internazionale, ma in questo caso anche affari e business, c'è un pezzo interessante, ancora in home page credo, su insideover.it, anzi it.insideover.com per essere precisi. Comunque c'è questo pezzo interessante di Marianna Lentini sull'Albania e gli interessi del genero di Donald Trump, Jared Kushner, che non solo ha un ruolo politico affidatogli dal presidente Trump, ma anche parecchi interessi economico-commerciali affaristici, gli aspetti inconfessabili della grande speculazione immobiliare del genero di Trump, Jared Kushner, che vuole costruire resort di lusso sulle coste più incontaminate dell'Albania. Dietro di lui società offshore e figure controverse, scrive Inside Over. In quello spazio di confine, lo spazio liminale tra Oriente e Occidente che da secoli è l'Albania, si dipana un nuovo capitolo del risico immobiliare che fa capo a Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti e, secondo le indiscrezioni, eminenza grigia che si cela dietro a molte delle decisioni proprio di Donald Trump, scrive Marianna Lentini su Inside Over. Il progetto di sviluppo turistico avviato nel paese balcanico, in Albania, da Jared Kushner, che è genero di Trump e consorte della figlia di Trump, Ivanka Trump, questo progetto di sviluppo turistico ha innescato accese proteste da parte di migliaia di persone che da giorni scendono in piazza, scandendo a chiare lettere uno slogan: Albania is not for sale. L'Albania non è in vendita, per protestare contro le mire affaristiche di una ristretta oligarchia economico-finanziaria con l'atteggiamento connivente del premier albanese Edi Rama, che conosciamo bene anche in Italia, anche per la storia dei centri di accoglienza, no? Del centro di accoglienza o di rimpatrio in Albania fatto dall'Italia, come ricorderete. Ad ogni modo, oltre alle manifestazioni, questo caso, scrive Marianna Lentini, ha anche un risvolto giudiziario. Una delle aree in cui dovrebbe sorgere questo resort, questo insediamento turistico di lusso, l'area denominata Zvjernec, è già sotto inchiesta da parte della Procura Speciale Anticorruzione albanese, la SPAC, che sta indagando sull'origine della proprietà e sui fondi utilizzati per l'acquisto del terreno. Un'attività investigativa necessaria, date le opacità che sembrano emergere da tutta questa vicenda. Come rivelato dal Balkan Investigative Reporting Network, per quanto Kushner, il genero di Trump, sia la figura di spicco del progetto di sviluppo immobiliare di lusso, alle spalle del genero del presidente americano si cela una rete di torbide figure invischiate in numerose controversie, alcune con ramificazioni nel nostro paese. La chiamano la rivoluzione dei fenicotteri, dal nome del fenicottero appunto che è presente tra le centinaia di specie animali che abitano quest'area protetta, Vjösenerte, dove sorge anche Zvjernec, che è uno dei punti del nuovo insediamento turistico di lusso. Sono migliaia i manifestanti che, tra le altre cose, chiedono le dimissioni del premier albanese, Edi Rama, e l'abolizione del quadro giuridico relativo ai cosiddetti investimenti strategici. L'intraprendente premier albanese, un artista prestato alla politica che coltiva rapporti con lo stesso Donald Trump, Benjamin Netanyahu e Tony Blair e passa con disinvoltura dagli accordi con Giorgia Meloni in materia di gestione dei flussi migratori agli affari con attori internazionali. Insomma, il premier albanese cerca da tempo di accreditare la propria figura presso i potenti del mondo. Con questo obiettivo sta anche cercando di promuovere il turismo d'élite in Albania, attribuendo a molti progetti lo status di investimento strategico, un'etichetta spesso arbitrariamente conferita a iniziative che vengono imposte alle comunità locali aggirando le procedure. Strategici sono stati definiti dal premier albanese appunto anche i piani del genero di Trump, Kushner, per l'isola di Sazan, un paradiso naturale di macchia mediterranea
abbracciato da un mare turchese abissale, che i locali chiamano da qualche tempo Isciulli u Trampeve, l'isola dei Trump. Così come per l'altra località che abbiamo citato prima, Zvjernec, uno dei tratti più incontaminati della costa adriatica albanese, con spiagge sabbiose, scogliere frastagliate a picco sul mare, la laguna di Limopuo, l'isola del monastero, e rare dune di sabbia che fungono da luogo di nidificazione per le tartarughe marine. Ma prima che Sazan diventi un simbolo del privilegio, l'isola di Sazan, l'isola che gli albanesi chiamano l'isola dei Trump, ma prima che Sazan diventi un simbolo del privilegio e una mecca del turismo del lusso sfrenato, voglio esplorare l'isola, assaporare appieno questo privilegio. Voglio raccontare il capolavoro sconosciuto creato dalla natura e dalla storia, prima che l'isola di Sazan entri a far parte della collezione del genero di Trump, Jared Kushner, e di sua moglie Ivanka Trump. Così scriveva nel 2024 il giornalista Marzio Mian in un reportage incentrato sulla bellezza mozzafiato di quest'isola. Proprio da Sazan, situata nello stretto di Otranto, all'ingresso della baia di Valona, lembo di terra che fu anche italiano dal 1920 al 1947 e che è ancora puntellato da 4.000 bunker dei 700.000 totali fatti erigere nel paese dal dittatore albanese Enver Hoxha. Proprio dall'isola di Sazan sono partiti i piani di Jared Kushner, a capo del fondo di private equity denominato Affinity Partners, finanziato in gran parte dal principe saudita Mohammed bin Salman, personaggio controverso che, secondo le conclusioni della stessa CIA statunitense, aveva autorizzato l'omicidio e lo smembramento a pezzi del giornalista Jamal Khashoggi. In sostanza, il principe saudita è socio del figlio di Trump per questa operazione sull'isola, un'isola meravigliosa, in Albania. L'area sarebbe il punto di convergenza tra il capitale immobiliare degli Stati Uniti, la presenza militare turca, ma anche l'industria della difesa israeliana. È a poca distanza da qui, infatti, che il colosso della difesa israeliano Elbit Systems ha riaperto la scuola di aviazione di Valona e, insieme alla società di Stato albanese Caio, assembla droni e sistemi d'arma. Un affare, quello dell'isola di Sazan, da 1.400 milioni di euro che si andranno ad aggiungere ai milioni destinati alle infrastrutture previste per Zvjernec, l'altro caposaldo dell'iniziativa del lusso turistico del genero di Trump col principe saudita, su un'area di oltre 1.300.000 metri quadri. È stato il Consiglio nazionale albanese per il territorio e le acque, presieduto proprio dal primo ministro albanese Edi Rama, a rilasciare il permesso di costruzione a questo progetto, nonostante le controversie legali in corso sulla proprietà effettiva del terreno su cui dovrebbe sorgere l'edificio. Rispetto all'area di Zvjernec, la procura anticorruzione albanese, la SPAC, ha confermato lo scorso lunedì di aver avviato un'indagine sulle modifiche apportate nel 2024 allo status di area protetta e alla proprietà terriera. Modifiche che hanno aperto la strada al megaprogetto di sviluppo turistico. A capo di quest'ultimo c'è una società apposita chiamata Zvjernec South Adriatic Development, registrata nei Paesi Bassi come un trust offshore. L'inchiesta di Balkan Insight ricostruisce la fitta trama di partecipazioni dietro questo progetto del genero di Trump, mostrando come lo status di investitore strategico riconosciuto alla sua società, quella di Kushner, la Atlantic Incubation Partners, e le opacità societarie si intreccino con gli interessi dell'elite albanese, a partire dal premier, dal presidente del Consiglio, Rama. Una delle entità di questa struttura offshore si chiama Blue Industries Investment Holding ed è di proprietà di 5 individui albanesi anonimi, la cui identità è legalmente protetta, perché nessuno di loro detiene più del 25% delle azioni. Se la Atlantic Incubation Partners di Kushner è il veicolo madre statunitense, conclude Inside Over, Zvjernec South Adriatic Development è l'entità operativa sul terreno in Albania e ha firmato accordi di sviluppo con individui e aziende che rivendicano la proprietà di oltre 2,5 milioni di metri quadri di terreno a Zvjernec e a Narta. Documenti e sentenze esaminati dai giornalisti investigativi dimostrano che l'origine di molte di queste proprietà
è strettamente legata a un controverso uomo d'affari albanese di Valona, Arthur Shehu, residente negli Stati Uniti, e al suo avvocato, Pellum Petritai, ripetutamente accusato di falsificazione di documenti proprio in relazione alla rivendicazione di proprietà da parte dell'uomo d'affari Shehu di ampie porzioni di questo terreno costiero, comprese quelle in cui dovrebbe sorgere il resort previsto. L'imprenditore albanese non è accusato di alcun reato, ma il suo nome è comparso in alcune vicende giudiziarie riguardanti l'Italia, Arthur Shehu. È stato per esempio citato in un documento della RAI come persona presumibilmente indagata in un'inchiesta sulla Sacra Corona Unita, che è la mafia che sta al di là del braccio di mare che separa l'Italia dalla Puglia, giusto appunto, e inoltre compare nelle investigazioni sull'esplosione avvenuta a ottobre dello scorso anno sotto casa del giornalista RAI Ranucci. L'uomo d'affari, Shehu, non è l'unico personaggio a venir fuori da queste carte. Altri 25.000 metri quadri di terreno fanno capo a AM Invest, di proprietà della famiglia di Alauddin Malai, magistrato ex presidente della Corte d'Appello di Tirana. Nel 2013 fu il giudice che emise una sentenza civile che assegnò alla famiglia dell'uomo d'affari albanese Shehu di qui sopra 156 ettari di terreno, ribaltando una decisione di un tribunale di grado inferiore. Nel 19, come relatore in un collegio giudicante, questo magistrato contribuì all'archiviazione delle accuse di falsificazione contro l'avvocato Petritai. Il giudice Malai si è dimesso dalla magistratura nel 2020. È stato sottoposto alla procedura di verifica introdotta dall'Albania per estromettere giudici e pubblici ministeri corrotti. Lui ha fatto prima e si è dimesso. I beni dichiarati dal magistrato, per un valore di 1.700.000 euro, lo rendevano uno dei giudici più ricchi del paese. La proprietà più estesa coinvolta in questo progetto di sviluppo turistico è invece di proprietà di South Adriatic Development. È una società interamente controllata da un ingegnere albanese, Redi Struga, tramite la Smart Construction Invest. Attraverso un'altra società, Albanian Land Development, Struga funge da intermediario chiave per i fratelli miliardari del Qatar, quindi oltre all'Arabia Saudita e a Jared Kushner, il genero di Trump, ci sono anche i miliardari del Qatar, Ramez e Mohammed Al-Kayat, che investono in questo progetto insieme al genero di Trump, Kushner. Infine, durante la visita di Ivanka Trump alla laguna di Narta a gennaio, tra i presenti c'era Musha Castrati, erede del potente gruppo Castrati, conglomerato vicino al governo Rama, attivo anche nel turismo e nel real estate, negli immobili. Già nel 24 Musha aveva dichiarato al New York Times che la sua azienda avrebbe avuto un ruolo nei piani del genero di Trump, Kushner, in Albania. Intanto tra la fine di aprile e i primi di maggio delle recinzioni metalliche che racchiudono 1 milione di metri quadrati di terreno sono apparse in diverse parti dell'area, bloccando l'accesso alla spiaggia e alle proprietà dove generazioni di abitanti del villaggio erano cresciute. Poco più a nord, a Pisceporo, è stata eretta una recinzione simile, attorno a oltre 1.300.000 metri quadri di terreno, scrive ancora Inside Over. Finiamo il pezzo tra poco, ma assai interessante. Una bella speculazione interessante, può portare bella gente naturalmente in Albania, con il genero di Trump, il principe saudita e i miliardari del Qatar. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Se volete prenotare il nostro olio tramite il sito, vi ricordo olioacerbis.com. Lì entrate e vedete la nostra azienda, ma trovate anche nella sezione cosmetica la nostra linea La Bava di Lumaca Rimas. Sono già tantissimi anni, più di 18 anni, che le nostre amiche, in modo particolare in questo periodo, ordinano la nostra crema La Bava di Lumaca. Attenti alle parole, attenti, eudermica e certificata da BioCert Italia come crema biologica. A cosa serve la crema La Bava di Lumaca Rimas della Acerbis? Combatte le rughe, scottature, psoriasi, dermatiti, cuperos, elasticità della pelle, idratazione, scottature, insomma una crema a 360 gradi. Ma ricordo, crema biologica, l'offerta
Siamo in raccolta negli allevamenti convenzionati in questi giorni perché poi le chiocciole vanno a dormire. Attenti perché è una cosa davvero fuori di testa. Una crema alla bava di lumache biologiche Odermica Rimas 35 euro, trasporto gratuito, ma 3 Rimas, 3 non hanno scadenza, siete a posto fino a settembre, 79 euro. Chiamate 030 68 40 408, produzione limitata, oppure olioacerbis.com, sezione cosmetica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E allora andiamo alle conclusioni di questo bell'articolo di Marianna Lentini su Inside Over. A proposito di questa speculazione, mega investimento, chiama speculazione, forse ha una connotazione un po' così giudicante. Fate voi un mega investimento da 1 miliardo e 400 milioni per creare un resort fantastico di lusso per turisti danarosi in una zona incontaminata dell'Albania, della costa albanese, che vede soci d'affari il genero di Trump, Jared Kushner, dei miliardari del Qatar e personaggi legati al premier, al presidente dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. 3 soci estremamente interessanti, oltre naturalmente alla cerchia del premier albanese Edi Rama e alcuni uomini d'affari ed ex magistrati albanesi medesimi. Questi sono solo alcuni degli elementi, conclude Marianna Lentini su Inside Over, che comprovano la connivenza di interessi pubblici e privati e che testimoniano come dietro la narrazione basata su sviluppo, investimenti, posti di lavoro, salto turistico, si celi ben altro. Le controversie riguardanti l'area della laguna di Narta, in Albania, affondano le loro radici nel caos giuridico ereditato dopo la caduta del regime comunista albanese di Enver Hoxha all'inizio degli anni 90. Caduta aggravata dalla corruzione, dagli affari loschi, anche dai rapporti con la Sacra Corona Unita della Puglia che sta lì di fronte, che hanno caratterizzato la transizione al capitalismo, ora giunta a un livello parossistico, inaccettabile per una parte di cittadini albanesi che stanno scendendo in piazza contro un modello di sviluppo rapace e in difesa del patrimonio ambientale e storico, oltre che delle loro proprietà ancestrali. Quello che era considerato il paese con la dittatura più claustrofobica dell'Occidente, l'Albania, la cosiddetta Corea del Nord d'Europa, ha aperto le sue porte al dominio dei capitali, piegando lo Stato di diritto ai diktat dei grandi investitori e alle logiche estrattive di questi investitori. Il paradosso, ha scritto ancora Marzio Mian a proposito dell'isola di Sazan, è evidente. Ciò che per decenni è stato un bastione anti-occidentale, una fortezza contro l'imperialismo americano, ora dovrebbe diventare un avamposto del lusso globale, frequentato da elite internazionali, oligarchi, celebrità e capi d'azienda. L'isola di Sazan, che per il dittatore comunista Hoxha era la roccia contro cui si sarebbero infranti gli eserciti rossi e i capitalisti, è destinata a essere espugnata proprio dai capitalisti, a dispetto dei bunker ancora abbarbicati sulle pareti rocciose, scrive Marianna Lentini su Inside Over. Andatevelo a cercare se volete rileggervelo con calma, questo pezzo estremamente interessante. Intanto noi facciamo una piccola pausa e ci rivolgiamo a un altro dei grandi della musica di inizio Novecento, pianista straordinario, James Price Johnson, il suo Charleston arrangiato per il pianoforte da Florian Nowak. Sono 2 minuti e 7 secondi di bella roba.
Niente male, ne converrete. Intanto vi vorrei proporre anche un altro articolo, visto che siamo su Inside Over, it.insideover.com, un altro articolo di Federico Giuliani sul perché l'Asia sta comprando gli Stati Uniti e nessuno ne parla. L'Asia sta diventando esportatrice di capitali. Sempre più aziende asiatiche investono e acquistano asset negli Stati Uniti. Il rapporto economico tra Stati Uniti e Asia sta cambiando. Negli ultimi 50 anni i flussi di capitali transfrontalieri erano soliti partire dagli Stati Uniti e finire in Oriente. Le imprese americane erano in prima linea per acquisire attività a migliaia di chilometri di distanza, mentre il dollaro a lungo ha finanziato la crescita del continente asiatico, con i consumatori statunitensi ad assorbire la produzione made in Asia. Da un anno però la situazione si è quasi invertita. Secondo le stime di A&O Shearman, per esempio, l'attività di fusioni e acquisizioni, merger and acquisition, nella regione Asia-Pacifico ha raggiunto i 946 miliardi di dollari nel 2025, in netto aumento rispetto ai 687 del 2024. Soltanto nella prima metà del 25, aggiunge JP Morgan, sono state generate operazioni per un valore di 650 miliardi, che è più del doppio rispetto a un anno solo prima, all'anno precedente, il 2024. Cosa significa? Significa, scrive Federico Giuliani su Inside Over, che sempre più capitale asiatico viene investito o utilizzato all'interno della regione asiatica o all'estero e che di conseguenza questa regione, l'Asia, non dipende più, come in passato, dai soldi americani per crescere. Ci sono altri numeri che evidenziano questa inversione a U che è in corso da poco, nel giro di un anno o due. La società di servizi per fusioni e acquisizioni, Rekoff, ha registrato un aumento delle operazioni di merger and acquisition, fusione e acquisizione, legate al Giappone a 385,9 miliardi di dollari. In Cina c'è stata una crescita del 46% in un anno, a 399 miliardi. In India l'aumento è stato del 42%, a 113 miliardi. Gran parte dunque di questi flussi di denaro asiatici è confluita negli Stati Uniti. Alcuni esempi? Mitsubishi ha acquistato asset di gas naturale di Eaton Energy negli Stati Uniti per 7,5 miliardi di dollari, la più grande operazione di questo tipo mai annunciata da un'azienda giapponese nel settore energetico statunitense. Nel gennaio del 25, SoftBank Group ha investito 30 miliardi in una startup, in una nuova azienda, Stargate, di OpenAI, e nello stesso anno ha completato l'acquisizione di Ampere Computing per 6 miliardi e mezzo. E ancora lo scorso aprile l'indiana Sun Pharma ha comprato Organon, con sede nel New Jersey, per 11 miliardi e 750 milioni di dollari, la più grande operazione biofarmaceutica mai realizzata in India. Lo schema è sempre più chiaro. I capitali asiatici vengono investiti nel mercato americano in molteplici settori. Che cosa sta succedendo? Per quale motivo le aziende asiatiche stanno facendo acquisti negli Stati Uniti, comprandosi interi asset dell'economia reale americana? Ci sono varie ragioni, a partire dalla guerra dei dazi scatenata da Trump, che ha reso più costoso esportare verso gli Stati Uniti. Soluzione, per chi se lo può permettere ed ha piena liquidità come tante aziende asiatiche, non più esportare nel mercato statunitense, ma produrre all'interno degli Stati Uniti. Bisogna poi considerare altri due aspetti. Il primo, le aziende asiatiche non fanno shopping in America per generare ricavi, o almeno questo non è il loro obiettivo principale. Lo fanno per ottenere l'approvazione delle autorità americane, per acquisire competenze normative, per rafforzare il loro marchio, il loro brand, per acquisire tecnologie strategiche. Il secondo obiettivo riguarda il contesto internazionale. In uno scenario carico di tensioni è fondamentale diversificare la presenza e smettere di operare solo all'interno di un unico blocco economico. C'è un problema però, non da poco, conclude Federico Giuliani su Inside Over. Le economie asiatiche sono state concepite per attrarre capitali e investimenti stranieri. Le più ambiziose
dovranno adattarsi a un nuovo modello e fare il primo passo, ma alcune lo hanno già fatto, come abbiamo visto, comprando negli Stati Uniti. Il rapporto economico fra Stati Uniti e Asia sta cambiando, i flussi di capitale stanno finendo dall'Oriente verso gli Stati Uniti, così su Inside Over. Tornando invece alla nostra patria italica, vi segnalo un articolo interessante che è comparso qualche giorno fa sul Messaggero ed è stato firmato dal professor Luca Ricolfi, sociologo che conoscete tutti, analista dei dati, persona molto empirica, legata alla realtà nelle sue analisi, poco popolare per molti versi proprio per questo, ma di indubbio interesse per chi non ha voglia di dati ideologizzati. Gli italiani e gli immigrati, due regimi morali, era il titolo del pezzo, pubblicato appunto sul Messaggero il 29 maggio scorso. Se la memoria non mi inganna, ha scritto il professor Ricolfi, non era mai successo in Italia che un sondaggio di opinione rivelasse un'ostilità nei confronti degli stranieri come quella registrata da una recente rilevazione curata da Renato Mannheimer per la trasmissione della 7 di Corrado Formigli, Piazza Pulita. Che la proposta di togliere la cittadinanza o il permesso di residenza agli stranieri che commettono gravi reati raccolga il 59% dei consensi e solo il 27% degli italiani sia contrario è parso a molti stupefacente e preoccupante. Ma ancor più scalpore ha suscitato il fatto che anche fra gli elettori di sinistra i favorevoli alla proposta formulata da Salvini fossero tantissimi, più di metà dei 5 Stelle e oltre un quarto dei simpatizzanti del PD la pensa come Salvini. È possibile che a questo risultato abbia contribuito il drammatico episodio di Modena, l'auto lanciata contro la folla dall'italo-marocchino, una vicenda che le istituzioni hanno preferito interpretare con le categorie psichiatriche, ma che a molti deve aver ricordato il ciclo di attentati terroristici degli anni 10, dal Bataclan alla strage di Nizza. Ma è anche possibile, scrive il professor Ricolfi, e per certi versi è più compatibile con le risultanze di altri sondaggi, che l'atteggiamento prevalente nell'opinione pubblica sia frutto di una convinzione più profonda, e cioè che la società italiana, a dispetto delle intenzioni di questo governo, si sia spinta troppo in là sulla strada del permissivismo e dell'indulgenza. Detto in breve, gli italiani che pensano che la nostra società sia troppo permissiva sono il quintuplo degli italiani che la considerano troppo repressiva. Da qui l'emergere di un sentimento molto naturale, comune, che tende ad assumere i caratteri di una forma mentis o di un regime morale. Ovvero i reati contro la persona, dallo stupro all'omicidio, sono sempre gravissimi, ma sono ancor più gravi e inaccettabili se commessi da chi ha ricevuto asilo, accoglienza, ospitalità. E lo sono perché violano un fondamentale principio morale di reciprocità, che secondo gli antropologi è sempre stato alla base delle comunità umane e che il filosofo Jean-Claude Michéa riassume nel triplo obbligo antichissimo di dare, ricevere, ricambiare. Questo tipo di atteggiamento morale può sembrare, osserva Ricolfi, tradizionale, conservatore, di destra, ma quanto poco lo sia si capisce non solo dal fatto che i filosofi che lo propugnano, da Michéa a Zizek, sono quasi tutti di sinistra, ma dal fatto che la medesima reazione morale periodicamente riemerge come voce dal sen fuggita anche nell'agone politico e per bocca di esponenti della sinistra. Ricordate la bufera che una decina di anni fa investì Deborah Serracchiani, allora presidente del Friuli Venezia Giulia, di fronte allo stupro di una ragazza da parte di un richiedente asilo iracheno. L'incauta dirigente del PD aveva osato dire che la violenza sessuale è un atto odioso e schifoso sempre, ma risulta socialmente e moralmente ancor più inaccettabile quando è compiuto da chi chiede e ottiene accoglienza nel nostro paese. Il problema per questo tipo di atteggiamento morale, che è basato sull'etica della reciprocità, scrive Luca Ricolfi, è che questo confligge con un opposto e anch'esso assai diffuso atteggiamento che per brevità possiamo chiamare etica dei diritti universali, diffusa soprattutto nella classe dirigente, fra i ceti istruiti, urbanizzati. L'etica dei diritti universali non ammette alcuna distinzione fra nativi e stranieri e vede gli individui come titolari di diritti inalienabili,
indipendenti dalle circostanze che li hanno resi cittadini di stati nazionali distinti. Per l'etica dei diritti individuali universali, le frontiere non hanno senso. Siamo tutti cittadini del mondo e ogni distinzione fra ospiti e stranieri è ingiustificata. Dunque, uno stupro è uno stupro, è uno stupro, per dirla con Gertrude Stein. Punire diversamente il cittadino autoctono e lo straniero è un'aberrazione giuridica. Ma eccoci al punto. Nelle società occidentali le due etiche, quella della reciprocità e quella dei diritti universali, coesistono, e proprio perché sono due visioni del mondo con forte contenuto etico, sono destinate a scontrarsi, a radicalizzarsi. Chi sottoscrive l'etica della reciprocità, cioè dare, ricevere e ricambiare, trova immorale la difesa a oltranza degli immigrati. Chi sottoscrive l'etica dei diritti universali trova immorale che le persone possano essere trattate diversamente a seconda del paese in cui sono nate. Quello di cui entrambi i regimi morali paiono non accorgersi, osserva e conclude Luca Ricolfi, è che, come ha spesso sottolineato Norberto Bobbio, il diritto inizia laddove esiste un potere che è in grado di imporre il rispetto delle leggi. Il limite dell'etica dei diritti universali è che gli stati nazionali non sono scomparsi e non esiste uno Stato mondiale capace di far rispettare il diritto internazionale. Il limite dell'etica della reciprocità è che la sovranità degli stati nazionali è pesantemente limitata dal diritto internazionale e dai poteri degli organismi sovranazionali. Non è un caso che per ogni singolo episodio che coinvolge gli immigrati si inneschi il medesimo ping pong fra le interpretazioni nazionali e quelle sovranazionali delle norme. In questo limbo in cui non esiste il Leviatano, il gigante in grado di garantire un ordine condiviso, ma di Leviatani ne esistono almeno due, lo Stato nazionale e gli organismi del diritto internazionale, entrambi deboli perché in feroce concorrenza tra loro. In questo limbo, dunque, conclude Ricolfi, è inevitabile che il conflitto politico si polarizzi e l'intolleranza ne contagi i protagonisti. Perché quando a scontrarsi non sono semplicemente due programmi politico-economici, come prevedeva Anthony Downs con la sua teoria economica della democrazia, ma sono due regimi morali e due visioni del mondo, quando a scontrarsi appunto sono due visioni del mondo, ogni dialogo diventa impossibile, scrive e conclude il professor Luca Ricolfi. Siccome adesso però sono già le 10:52, io vorrei segnalarvi ancora un po' di articoli prima di salutarci, perché li reputo di un certo interesse, poi fate voi come sempre. E un articolo interessante lo troviamo sulla testata del Pontificio Istituto Missioni Estere, asianews.it. Un articolo che si occupa di lavoro e intelligenza artificiale e racconta la storia di un ingegnere di una società, di un colosso della tecnologia e dell'informatica della Cina, cinese, l'azienda Baidu, un ingegnere di questa Baidu che ha progettato il bot, cioè la personificazione, per così dire, dell'intelligenza artificiale, che sostituirà proprio l'ingegnere che lo ha progettato. Da una delle aziende leader in Cina sull'intelligenza artificiale, una delle aziende tecnologiche e informatiche, appunto Baidu, una storia che parla delle sfide sulla dignità del lavoro poste da Papa Leone XIV nella sua enciclica Magnifica Humanitas. In questo caso il passaggio di consegne fra l'uomo e il bot, il frutto dell'intelligenza artificiale, era volontario, ma è sempre più diffusa la tendenza anche in Cina allo Zhengliu, cioè la distillazione in forma digitale delle capacità dei dipendenti, e ci sono giovani lavoratori del settore tecnologico che cercano di difendersi dal fatto di essere rimpiazzati dall'intelligenza artificiale nascondendo delle parti del proprio lavoro. Tra i temi affrontati da Leone XIV nell'enciclica Magnifica Humanitas, scrive Asia News in questo bell'articolo interessante sull'ingegnere della società cinese Baidu che progetta il bot che sostituirà proprio lui.
tra le questioni appunto dell'enciclica del Papa Leone XIV, un'attenzione molto forte è riservata alle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta portando nel mondo del lavoro. Tra l'altro proprio anche in Cina. Questo fatto è accaduto in Cina e la dice lunga sul punto in cui siamo anche in Cina. Il quarto capitolo del documento sottolinea la sfida etica che è quella di salvaguardare la dignità dell'attività umana nei nuovi modi di lavorare che l'intelligenza artificiale sta introducendo. Dentro a questo quadro una storia interessante è stata raccontata in questi giorni da Sixthon, un sito cinese molto attento a quello che si muove all'interno della società nelle grandi metropoli e nelle periferie della Cina, il grande paese che forse oggi è più di tutti all'avanguardia nelle applicazioni dell'intelligenza artificiale anche per la gestione dei sistemi di produzione. Lo spunto per la riflessione è quanto è capitato all'ingegner Wei Ying, è un nome di fantasia per motivi di privacy. Chi è Wei Ying? È uno degli ingegneri di punta nella progettazione degli algoritmi della società Baidu, uno dei colossi dell'industria informatica cinese. Avendo deciso di cambiare posto di lavoro, racconta Sixthon, il signor ingegner Wei Ying ha trascorso l'ultima settimana di lavoro nell'azienda dedicandosi a un nuovo tipo di consegna, la creazione di una versione di se stesso secondo l'intelligenza artificiale. Cioè gli hanno detto sì, ok, tu te ne puoi andare, cambi lavoro, però prima di andartene facci una replica di te stesso come bot, come intelligenza artificiale. I colleghi hanno fornito al sistema interno di intelligenza artificiale codice, documenti, ricerche, cronologie delle chat, addestrando l'intelligenza artificiale a imitare il modo in cui l'ingegner Wei Ying risolveva praticamente i problemi e rispondeva ai suoi colleghi. Così che nel giro di una settimana, secondo lo stesso Wei Ying, cioè l'ingegnere che se ne stava andando, il sistema è stato in grado di sostituire ben il 90% del suo lavoro. E anche dopo la sua uscita dall'azienda, i colleghi hanno continuato a scrivere al Wei Ying digitale per domande tecniche, assegnare compiti, inviare note vocali, caricare immagini. Al bot, cioè al sostituto dell'ingegnere fisico creato dall'intelligenza artificiale, chiamato esattamente come lui, no? Con lo suo stesso nome, a questo bot hanno dato anche un suo avatar che poteva gestire il lavoro replicando parte del suo stile di programmazione e collaborazione. L'unica cosa che non puoi fare è una videochiamata, ha detto Wei Ying, cioè l'ingegnere in carne ed ossa, che è stato sostituito dal suo se stesso bot creato dall'intelligenza artificiale. Non si tratta di un caso isolato. Con l'adozione crescente di strumenti di intelligenza artificiale nelle aziende cinesi, i lavoratori vengono sempre più spesso invitati a trasformare le proprie conoscenze e i propri flussi di lavoro in sistemi che sono riutilizzabili e che sono destinati a sopravvivere anche quando non ci sarà più il lavoratore in carne ed ossa, cioè praticamente essere sostituito il lavoratore in carne ed ossa dall'intelligenza artificiale, dal bot. Gli utenti dei social media cinesi hanno iniziato a chiamare questo fenomeno Zheng Liu, cioè in lingua cinese distillazione, riutilizzando un termine tecnico dell'intelligenza artificiale che indica la compressione della conoscenza di un grande modello in uno più piccolo e più efficiente, appunto la distillazione, Zheng Liu. In questo caso di una persona si cercano di replicare in maniera artificiale le capacità. Questa tendenza ha anche volti surreali. Quando il colosso dei videogiochi Tencent ha annunciato che la sua piattaforma di intelligenza artificiale aperta Skill Hub aveva superato 13.000 skill, cioè capacità, tra profili ufficiali e altri creati dagli utenti, a un ingegnere dello Shanghai AI Laboratory, Zhu Tianji, è venuto in mente di realizzare un progetto parodia chiamato Colleague Skill, cioè le capacità dei colleghi. In soli 10 giorni il progetto ha raccolto un successo incredibile, ottenendo oltre 10.000 stelle su GitHub. Sono poi nati degli spin-off, cioè lo skill, le capacità per gli ex partner, per gli investitori e persino per le celebrità, per distillare, Zheng Liu, le persone in identità di intelligenza artificiale riutilizzabili. Questo pezzo estremamente interessante lo trovate su Asia News. Siccome però siamo veramente in scadenza, vi vorrei segnalare sul sito di Gatestone Institute un altro articolo di Khaled Abu Toameh sulla fantasia turca di uno Stato palestinese dopo il 7 ottobre del 23, dopo il massacro degli israeliani. La Turchia sta cercando di fare di tutto per far nascere uno Stato di Palestina. Nel frattempo, questo ce lo racconta di nuovo membri.org,
Gli stati arabi, anche quelli teoricamente amici di Trump, hanno respinto l'appello di Trump ad aderire agli accordi di Abramo nell'ambito di un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Niente da fare e la partita si complica. C'è un altro pezzo di Khaled Abou-Toameh su Gaystone Institute che vale la pena di leggere. Cosa succede quando i jihadisti fiutano la debolezza? Cioè sia a Gaza che in Iran i jihadisti, i coranici, i combattenti coranici stanno fiutando la debolezza di Trump. Roba brutta quando si fiuta la debolezza di un occidentale. Chiudo con un altro sito interessante, mosaico-cem.it, è il sito ufficiale della comunità ebraica di Milano, dove c'è un bellissimo articolo di Anna Balestrieri su Marianne Satrapi, recentemente defunta, molto giovane, a soli 56 anni, e iraniana, era la voce dell'esilio che insegnò all'Occidente a guardare l'Iran. Leggetevi questo pezzo perché è molto bello. Anna Balestrieri parla di Marianne Satrapi. La sua grande intuizione della Satrapi fu mostrare l'Iran senza assolvere il regime e senza demonizzare il popolo, ricordando ai lettori occidentali che dietro la Repubblica Islamica esisteva una società viva, plurale, colta, attraversata da profonde tensioni interne. Marianne Satrapi fu critica, severa dell'autoritarismo religioso, ma rifiutò sempre le caricature orientaliste che riducevano gli iraniani a semplici vittime o fanatici. È morta a Parigi a 56 anni. E adesso, prima di lasciare lo spazio al mitico Sammy Varin, mettiamo in onda un pezzettino di roba bella e poi Sammy se ne fa quello che vuole. Puoi stroncarla quando vuoi, caro Francesco in regia, intanto però ce la sentiamo un attimo. Vai da capo, perché così ce la sentiamo dall'inizio. Con tutto lo stride del caso. Buona mattina a tutti, buona settimana. James Price Johnson Fascination, William Albright.